con il vice sindaco di Rosolina, Daniele Grossato, perché siamo in un'altra serata importante in questa rassegna culturale. Che cosa vuol dire portare questo tipo di manifestazioni anche in una località turistica come Rosolina? Vuol dire in una località in cui vieni per rilassarti, per divertirti, ovviamente è importante anche trovare momenti in cui puoi coltivare un po' di cultura, puoi approfondire della cultura, in particolar modo insomma, sono stati scelti una serie di artisti importanti e questa sera siamo qui con Malaguti che chiude questo ciclo di rassegna che con un libro importantissimo legato a questa terra perché è dedicato ai barcari, è un richiamo al vecchio mestiere dei barcari e per noi che siamo del Delta del Po, del Parco del Delta del Po, è un mestiere importante di un tempo che vogliamo ricordare. Ecco, è una scommessa vinta perché tante persone che hanno seguito, nonostante il tempo molto incerto, però che dire, complimenti, è stata veramente una sfida che penso abbiate superato bene. Grazie, la sfida continua con il ciclo della filosofia che partirà da domani sera e sarà 4 serate intitolata Saperi di mare. Il motivo per cui in questa frangente mi è piaciuto il rapporto tra un nonno e un nipote. Dico un'altra parola sugli anni 60, sono d'accordo con te, cioè c'è stata una grande metamorfosi in tutta Italia, forse la metamorfosi più profonda, perché di fatto ha consegnato molte zone del nostro paese alla civiltà industriale. Fino al giorno prima c'era ancora la civiltà agricola, in qualche modo ancora arcaica e basata sull'oralità. Mentre alcune regioni, come la Lombardia e il Piemonte, avevano già una radice industriale un po' più antica e quindi questo balzo in avanti è stato tutto sommato ammortizzato da questa preesistenza, in Veneto c'è stata un'accelerazione enorme che ha gettato le radici per quel miracolo del nord-est che dopo è maturato negli anni 80, ma questa accelerazione ha avuto dei costi. Nei libri di storia si parla di boom economico e se ne parla spesso come se fosse una cosa prevalentemente positiva e indubbiamente gli aspetti positivi ci sono, ma credo che sarebbe superficiale e fuorviante tralasciare quegli aspetti critici che comporta sempre un cambio enorme in pochissimo tempo. Alcuni degli aspetti critici sono stati ad esempio l'abbandono di lavori, di paesaggi, di contesti, di linguaggi e la conseguenza che questo ha avuto nelle famiglie, tra generazioni del prima e generazioni del poi, che sono trovate a essere diversissime e a coesistere. Cioè Meneghello che dice una frase, lui la dice con la sua solita ironia, dice: non mi stupirebbe scoprire di essere più diverso da mio nonno di quanto sia diverso mio nonno dai nostri progenitori di età romana. Cioè lui registrava che quei cambiamenti che occorrono attorno al Novecento sono così radicali da essere superiori ai cambiamenti di 1000 anni.